Siamo in collegamento con Roberto Russo, presidente della Fondazione Internazionale FISP-Med ETS. Innanzitutto, Presidente, salve e grazie per aver accettato il nostro invito. Io ringrazio voi, sono particolarmente lieto di questo invito, di questa opportunità che viene offerta a me e alla mia organizzazione. Conosco la vostra professionalità, il vostro lavoro, quindi sono ancora più grato di questo spazio che mi concedete e sono pronto a rispondere alle domande necessarie ad approfondire quelle che sono le modalità operative, quelle che sono le caratteristiche operative della nostra organizzazione internazionale. Grazie a lei per le belle parole, naturalmente. Allora, Presidente Russo, la Fondazione FISP-Med vanta una storia profonda legata al nostro territorio, ma con una proiezione globale che si può definire straordinaria. Ci può spiegare come nasce questa realtà e in particolare qual è il suo legame istituzionale storico con la regione del Veneto? La FISME nasce ufficialmente nel 2004 sulle fondamenta di un progetto europeo che si chiamava SEAM, fortemente supportato dalla Commissione europea e dal Ministero dell'Ambiente italiano. La Regione Veneto ha dimostrato una lungimiranza politica rara, ha approvato all'unanimità una legge regionale dedicata ad divenire socio fondatore della nostra fondazione, la legge numero 1 del 2008. Oggi la nostra evoluzione in ente del terzo settore corona questo percorso ventennale, dimostra che la cooperazione internazionale, la diplomazia scientifica e la tutela dell'ambiente nascono direttamente dalle eccellenze del territorio veneto, da quello che il territorio veneto racconta non solo ai propri concittadini ma al mondo. Venezia è il fulcro di questo network internazionale. Chi ne fa parte concretamente di questa vostra piattaforma civile, appunto? Allora, Venezia è la capitale storica del dialogo. Indubbiamente la sua storia ha impersonificato questo approccio di confronto e di rispetto, no, delle tradizioni dei vari popoli. Dal nostro segretariato tecnico, coordinato da una rete transnazionale importante che unisce 239 partner istituzionali distribuiti in 39 paesi dell'area euromediterranea e del bacino del Mar Nero, una rete che unisce istituzioni pubbliche, università, centri di ricerca e organizzazioni non governative, arrivando a dar voce ormai ad oltre 1.800.000 cittadini in tutta l'area, una cosiddetta rete multi-stakeholder, con più soggetti di diversa natura istituzionale, giuridica, diversa storia, che si confrontano tra loro. La denominazione della fondazione unisce lo sviluppo sostenibile alla lotta alla povertà. Nel concreto, come si collegano questi due macro obiettivi nella vostra azione quotidiana? Naturalmente non può esserci stabilità sociale senza giustizia ambientale e climatica. Nelle aree costiere del Mediterraneo e del Mar Nero il degrado degli ecosistemi come l'erosione delle coste, l'inquinamento marino, la scarsità idrica distrugge direttamente le economie locali, colpisce i pescatori, gli agricoltori e le comunità più vulnerabili. Quando noi tuteliamo l'ambiente stiamo difendendo il lavoro, la sicurezza alimentare e la dignità umana e la prospettiva di futuro. Sul web si parla spesso di grandi trattati internazionali sul clima che poi faticano a tradursi in realtà. Voi come operate per superare questo ostacolo? Il nostro compito principale è colmare il cosiddetto deficit attuativo, l'implementation gap. Esiste una distanza enorme tra le grandi direttive ambientali che ricordavi, come la strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile e le reali capacità delle amministrazioni locali del bacino allargato. FISMED agisce come un facilitatore tecnico, prendiamo quelle direttive e aiutiamo i piccoli comuni costieri
a trasformare in proposte progettuali concrete, solide e immediatamente cantierabili, allineate agli standard rigorosi dei grandi investitori istituzionali mondiali. Sappiamo che avete appena avviato una pianificazione strategica molto importante. Di che cosa si tratta? Abbiamo ufficialmente attivato la programmazione strategica del progetto Osservatorio Euro-Mediterraneo Mar Nero, Patto per il Mediterraneo, che copre l'orizzonte temporale 26-35. In perfetta linea con la strategia mediterranea per lo sviluppo sostenibile della Commissione europea, siamo reduci dalla prima fase fondamentale di co-design e siamo pronti a strutturare questa infrastruttura macro-regionale stabile per incidere sulle politiche ambientali nei prossimi 10 anni, garantendo una governance multilivello reale. FISPMED oltretutto lavora per rafforzare la voce della società civile. Come portate queste iniziative ai massimi livelli della politica internazionale? Raccogliamo le istanze dei cittadini, le sottoponiamo all'attenzione dei responsabili istituzionali delle grandi politiche internazionali, come il processo di Barcellona e l'Unione per il Mediterraneo. Partecipiamo attivamente ai lavori delle grandi assemblee legislative, avendo ottenuto lo status di osservatore del Parlamento del Mar Nero e lavorando in stretta sinergia con l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Il nostro obiettivo è rafforzare il processo democratico partecipativo e migliorare i processi decisionali globali. Chiarissimo. Ringraziamo dunque Roberto Russo, presidente della Fondazione Internazionale FISPMED ETS, per essere stato con noi. Grazie mille, grazie di aver ascoltato questa nostra chiacchierata. Vi saluto, alla prossima, arrivederci.